Che? Pronto? Pronto? Chi era Ambiglia? Pronto? Pronto? Buongiorno dal vostro DJ. Buongiorno, grande Iachino, buongiorno, come sta lei? Voglio ricordare DJ Decorazioni Iachino. Sì, per quello, non che lei faccia il DJ. Cosa fate domani, signor Fallega? Domani prima di maggio. Primo maggio. No, dunque io sarò qui a lavorare, sì. ma solo. Senza Castiglia, Castiglia c'ha la scampagna. Castiglia è di scampagnata domani. Ha comprato un maiale sa, un porco sa. Beato lui. Un purcello. Beato lui. Vabbè, ma lui ogni tanto. Che c'è un vino, perché senza vino. No, col vino senz'altro. Ma voi che fa? Ma voi dove siete? Dove siete? Male, siamo a Parigi. Ah, di nuovo? Signor Fallega, poi montare la Torre Eiffel. Eravate scesi, eravate tornati? Sì, però non abbiamo smontato tutta la Torre Eiffel, portare alla casa. Con la chiave a cricchetto. Bravo, cagliava papaiata, c'era dubbi. E la smontava, la buttava anche l'aria, vincemo, ce ne siamo l'androgene, ci siamo un bello colore. Sì. E poi montava, non so pigliarlo perché 75 pezzi. 75 pezzi di ferro. E 250 bollone che non sapevamo come mettere ora. Che succede? E come fate? Ma è venuta alta uguale la Torre Eiffel? Guarda, se lei ci passa, la vedi, no? Capita che lei ci passa, no? Ora io un pochettino più somigliante alla Torre di Pisa. Ah, perché da un lato manca. E da parte stanno buscando secchi soldi, perché ora ci vuole chiamare tutti che è tutta un po' leveata, diciamo. Un poco storta, Ma senta, ma il presidente. Chiaro, 74 mesi, ora se qualcuno ci sta ascoltando, potete sapere se c'era la mappa originale. Sì, la carta di... a smontarla ci sa come morire, ma purtroppo le istruzioni. Ma è sempre così. Le istruzioni non ci sono per montarla. Sempre così, quando si montano poi avanzano pezzi. E poi se ne passano. Lo so, capito. Orazio, perché Orazio sta utilizzando questi pezzi. Sì. Tu i 3 pezzi sei edificio fondo se mi fai 4 pareti 9. No. Ma senta, il presidente Sarkozy che cosa ha detto? Ma onestamente non ci abbiamo parlato, se tu dici che ancora la cara non ci è passato. Non l'ha visto. Ma insomma, non è che è tanto bella a vederla. No, è un po' brutto. Ma già lo sembrava prima. Non passa, speriamo che non passa. Speriamo. Sì, se ci passa lei se non può, se ci passa, capita che ci passa. Ma ogni tanto, dipende se faccio il giro un po' largo per venire al lavoro. La multipla. Sì, ma pare che la multipla dopo non fanno passare lei. No, ci passa. Ma dice che diventa troppo brutta la piazza, pure macchina, no? Ma perché lei che macchina, mi scusi? Io quando sono a Parigi c'ho una Citroen. Sì. Quando sono in Germania c'ho una Mercedes. Sì. Quando sono a Natale una Fiat. Perché affittate la macchina. Giustamente noi anche per fare, insomma, mi sembra giusto, no? Mentre che ci siamo, che viene con le cose locali. Dipende dove andate, affittate la macchina. Abbiamo lavorato a Bangkok, erano con le Afande per esempio. Direttamente. Con le Afande direttamente, certo. Vabbè, giusto che sia così. Io trovo che sia assolutamente giusto questo. Vabbè, ma lei ha che fare allora lavora, non è che va bene la casa, la mano, no, lavoro, mi dispiace. Ma non smontare un'altra volta sta cosa. Dovete rismontarla tutta. Sì, la montare. Però poi vi mancano 2 pezzi. Ma forse Sandro ha procurato le istruzioni del montaggio di una Tour Eiffel in miniatura della Kinder. Ok. Suppongo pare che assista. Sì, più o meno. Pare che volevo montare. Più o meno. Avremo che ne esci. Ma speriamo, me lo auguro vivamente. Avanti, preghi per noi, grazie. Grazie mille, signor Iachino, grazie. Sandro. Ciao Sandro. Ciao Orazio. Li saluti. Ciao Sandro. Ciao Sandro, ti saluta. Ciao Orazio. Ciao Orazio sto cucinando. Ciao Sarkozy. Lo so così no. Lo saluto. Arrivederci, grazie mille, grazie di vero cuore.